cosa ne pensa di come si è mosso Renzi e il comportamento attuale dei 5 Stelle che devono necessariamente venire incontro al grande male, chiamiamolo così, perché loro hanno sempre additato le banche come dei grandissimi nemici, che dovranno scendere a patti con Draghi e questi ritardi su Rousseau o anche questo ministero che sembrerebbe avere delle, diceva oggi Nicola Porro, che avrà delle spese mostruose perché effettivamente drenerà tantissimi miliardi per riuscire a prendere vita. Che cosa ne pensa delle richieste o di questo scambio che sta avvenendo effettivamente? Ma allora, guardi, per quanto riguarda la prima parte della sua domanda, cioè quella che riguardava Renzi, eh, col sorriso lo dico, da cittadino sentirei il dovere di ringraziarlo quasi a Renzi, nel senso che Renzi ha fatto sì che ci liberassimo dell'arroganza del governo Conte e permettetemi di usare anche un termine forte, della cialtroneria del suo governo. Dopodiché è chiaro che lì c'è invece da riflettere profondamente se vogliamo fare le persone serie e dire sì, è entrata davvero in azione la politica, è possibile che un partito del 2% possa mettere in discussione un governo? Ecco, queste sono riflessioni che richiederebbero molto tempo, ma io credo che in Sì, realtà sì, sì. qui mi sento di dire che quello che è emerso più di tutti dalla crisi politica innescata da Renzi è la crisi della sinistra. È sotto gli occhi di tutto che questo ha fatto esplodere la sinistra, abbiamo visto le reazioni. Ecco, una sinistra che negli ultimi tempi ha solo dedicato il proprio tempo a fare le pulci invece all'opposizione, occupandosi di quello che non funzionava nel centrodestra senza mai guardarsi al proprio interno, Sì. che credo che d'ora in avanti dovrà invece pensare al suo interno e cercare di capire come si vuole. Io credo che quello che è emerso è che c'è una profonda crisi nel centro-sinistra. Dopodiché, ricordo anche, Renzi ha avuto il merito di farlo cadere questo governo, è stato anche quello che ne ha provocato la nascita di un governo a guida Casalino. Quindi insomma un po' di riflessioni sul personaggio sicuramente vanno fatte. Sì. Per quanto riguarda invece i 5 Stelle, ecco, adesso vedremo quale sarà il risultato di questa famigerata piattaforma Rousseau. Sì. Finora, certo, abbiamo assistito a una serie di contraddizioni incredibili, Grillo contro Grillo, Di Maio contro Di Battista contro Di Maio, poi c'è la Lezzi, Casaleggio, Morra, insomma, una gran confusione. Mi viene da dire Sì. caos. Mi viene da dire che l'unico che non dice niente, forse è che si salva è proprio Crimi, forse perché lui non ha posizioni. Ecco, diciamo che c'è una gestione, poi è chiaro anche che credo che sia scandalosa questa cosa che dobbiamo tutti, il Paese deve aspettare che la piattaforma Rousseau si esprima. Cioè io capisco le Incredibile. logiche che hanno Incredibile. portato il Sì. presidente incaricato Draghi a dotarsi di tanta pazienza e dare ulteriore tempo, evidentemente, perché ricordo che le consultazioni sono finite ieri, ricordo anche che alle consultazioni ha dedicato molto tempo, avendo fatto 2 giri con i partiti, avendo voluto sentire le parti sociali, il mondo dell'impresa, i comuni. Ecco, diciamo, è stata una consultazione sui generi diversa dal solito e quindi che ha occupato molto tempo. Ora siamo ancora a dover aspettare che questi si esprimano. Io credo che comunque ne uscirà un movimento frantumato, non so se arriveranno Frantumato. alla scissione, però sicuramente sarà frantumato. Vedremo se Messo questa sicuramente a dura prova. Sì, sì. messo a dura prova, vedremo se questa spaccatura, se prevarrà l'ideologia e quindi ci sarà una scissione, oppure se prevarranno le poltrone che gli terranno ben saldi. Ecco,
Voi ve lo ricordate, i grillini, il Movimento 5 Stelle sono quelli che parlavano di voler arrivare in Parlamento per aprire la cosiddetta scatoletta di tonno. Loro la scatoletta di tonno l'hanno aperta, ci si sono piazzati dentro e non hanno nessuna intenzione di uscirci. Quindi siamo stanchi di prendere lezioni da questi giovani, perché per lo più sono giovani, e non ho niente contro il ricambio generazionale, sia ben chiaro, No, ma è chiaro, è chiaro. ma che non hanno saputo rappresentare un'opportunità importantissima che era stata data loro con il consenso degli italiani. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Con l'utilizzo di queste piattaforme di cui parlavamo prima, che secondo me è molto discutibile perché non se ne conoscono i meccanismi e la limpidità. Comunque, sì, è loro che parlano di trasparenza sono i primi a non essere mai stati trasparenti, perché, come diceva appunto, questa piattaforma non si capisce come funziona, non si capisce se ti devi iscrivere, però poi insomma, e i risultati vedremo. Insomma, non vogliamo essere coloro che trovano il marcio ovunque, ma insomma qualche dubbio sulla trasparenza ce l'abbiamo sempre avuta. Certo, certo.